Waiting for so long, thinking something must be wrong. But I think the big might not be with us so much, and yet managed to build a room. And as for the night, it will always be there to help us to dream. Dreams of ancient songs. With petals of life I come here to you, but I ask you to be true. True to your word and true to yourself in sickness and in health. To be rich in your thoughts but simple in life and vanquish all your strifes. It's better to ask tonight for advice before we decide to share our dreams and songs. Beauty will pass and so will the past as we wait for something more. But as for the night, it will always be there to comfort us souls. The time and the strong. The tired and the strong. That's it. Sì, in realtà io la parola penso di tenerla veramente poco perché come ha accennato Antonello siamo qua per parlare di un personaggio veramente singolare. È un personaggio che non è ingiustamente neanche noto al grande pubblico, quindi il nostro intento qua oggi è proprio quello di contribuire nel nostro piccolo a diffondere la conoscenza dell'artista Maria Lupieri, della quale è una geografo, è un biografo, è un esperto, il nostro amico Roberto, al quale lasciamo praticamente campo libero, nel senso che io ritengo che tu abbia una tua strategia di presentazione, no? Oggi ti sei portato dietro anche le immagini, quindi saremo multimediali per una volta, non di solito non lo siamo, e quindi assolutamente. E quindi sapendo che abbiamo a che fare con un personaggio eclettico che ebbe conoscenze tra l'altro importanti, ma che comunque di suo si espresse nel campo dal disegno alla pittura, dalla scrittura e quant'altro, come ce lo introduci? Allora, grazie per l'invito, grazie al pubblico, anche se siamo in pochi, penso che sia molto importante questo effetto onda, cioè far conoscere una grande personalità donna con la discriminazione che capita purtroppo spesso alle donne. Mi ha colpito per esempio che qui in questa stessa sede in dicembre ci sia stato un incontro su Ossie Zinner, una pittrice notevole che è vissuta poi in queste zone, di cui anche si parla molto poco. Le donne, specie le donne artiste, hanno difficoltà, perché non abbiano avuto un marito famoso. E mantenersi con il loro mestiere per queste donne è sempre stato difficile. Si sono dedicate, come Maria Lupieri, spesso ad arti applicate, facevano batik, cioè foulard, tessuti, arazzi, cuoio, paralumi, perché era molto difficile che qualcuno comprasse il quadro di una donna. E Maria Lupieri ha fatto solo l'artista
e si è mantenuta tutta la vita, in condizioni anche di difficoltà. Viveva tra Trieste e Milano in 2 piccole stanze dove dipingeva, mangiava, dormiva, e questo poi l'ha pagato sulla sua vita, perché a 60 anni è venuto un linfoma, probabilmente per tutti questi miasmi, questi colori che respirava, e lei è morta senza rendersi conto della gravità della sua malattia, perché ha avuto un'amica straordinaria, che era la figlia di Umberto Saba, di Nuccia Saba, che quando si è resa conto della gravità della malattia l'ha presa a casa sua e ha fatto morire questa amica tranquillamente a casa sua. Nuccia sapeva la situazione della salute dell'amica, perché compagno, non marito, ma compagno di Nuccia Saba era niente meno che Carlo Levi, e questo che vedete qui è proprio un ritratto della pittrice Maria Lupieri fatto da Carlo Levi. Maria Lupieri nasce a Trieste nel 1901, ma la sua famiglia è carnica, il papà compra le cave di Aurisina e quindi vive, diciamo, una gioventù sostanzialmente benestante, borghese. Quando scoppia la guerra, come tutte le signorine bene di queste zone, anche di Monfalcone, di Grado, va al collegio, all'educandato femminile Uccellis, e poi quando Udine è travolta da questo tsunami che è Caporetto, il nonno la prende, la porta in Lombardia e lì conosce persone molto importanti anche in campo artistico, una in particolare Rosa Menigiolli, che era la più grande artista di tessuti, che ha fornito tantissimi tessuti ad Annunzio, per cui Maria Lupieri si impratichisce in questo campo, lavora per il Teatro La Scala, fa delle scenografie per il Teatro La Scala e poi torna a Trieste. È interessante che invece subito dopo la guerra rifà un periodo a Trieste e si iscrive in un istituto industriale maschile. È un fatto eccezionale, è quello che oggi è l'Istituto Volta. Infatti, una sorpresa, qualche settimana fa ho avuto una telefonata dalla responsabile della biblioteca perché vogliono intitolare la biblioteca Maria Lupieri, perché ancora oggi questo istituto è prevalentemente maschile, mentre lei è sempre una donna attratta dal diverso. Infatti il mio percorso per voi questa sera è un percorso attraverso l'avventura e la diversità, perché abbiamo già incontrato un primo motivo nell'essere diversi, cioè nell'essere donna. Lei poi, dopo questa vita artistica molto interessante, anche negli anni 20 e 30, alla fine degli anni 30 ha un impatto molto forte con la guerra. Tantissimi suoi amici importanti, faccio un nome su tutti, Nathan, erano artisti ebrei, e questi verranno tutti decimati, compresa la famiglia dove lei viveva sul lago d'Orta. Jolly, appunto il marito di Mary Jolly, che morirà ad Auschwitz, e il figlio, una promessa della letteratura, 20 anni, verrà fucilato in Val d'Aosta dalle Brigate Nere. Lei fa la staffetta partigiana, porta in bicicletta gli spacci della Val d'Ossola a Milano, siccome conosceva tedesco, si fermava per strada a parlare con i tedeschi per non dare nell'occhio, e quando la guerra finisce torna a Trieste. Il governo militare alleato le dà anche un incarico nell'ambito artistico, però lei realizza soprattutto un obiettivo, capisce che l'orrore della guerra si supera soltanto non creando muri, ma cooperando con gli altri, per cui, pur non avendo lei mai fatto politica, è sempre molto legata anche ai paesi dell'est, per cui da subito farà delle esposizioni in Slovenia, molto legata alla Cecoslovacchia, perché una delle altre sue più grandi amiche è stata una pittrice, Maria Pospisilova, che era di Praga, e grazie a lei lei conosce tutto il surrealismo praghese, che è una proprio culla culturale importantissima. Ecco che quindi lei sviluppa questa sua curiosità in tanti aspetti della pittura. È una pittura che a volte è figurativa,
a volte si lega alla cosiddetta corrente del realismo magico, altre volte al surrealismo, e nell'ultimo periodo della vita, dopo un viaggio in Grecia che le ricorda le atmosfere dell'Istria dell'infanzia, per questi colori, per queste magie, diffusioni di colori, passa all'astrattismo. Ed è il momento in realtà in cui sembra avere una grossa fortuna. C'è una donna astrattista, apprezzata tantissimo da Gildo Dorfles, che era suo amico, e proprio quando insomma cominciava a avere un successo muore. Ma questa non può essere definita solo una pittrice, era un'intellettuale che si è misurata molto con la scrittura rimasta anche questa inedita, fintanto che non c'è stata poi la sensibilità di un editore che ha permesso di iniziare un percorso. Io devo dire che tutto quello che vi racconto questa sera lo devo a una mia amica e compagna di liceo, Fulvia Lupieri, che è la nipote di Maria Lupieri, che un giorno mi disse, conoscendo gli interessi filologici: Roberto, sai che io in cantina ho un archivio. E lei mi ha regalato una vita, perché questo archivio è un archivio straordinario di lettere. Ci sono 200 lettere di Rinuncia Saba, tutte queste lettere da Praga. Lei era amica di Giorgio Streller, di Guttuso, era una donna straordinaria, una donna curiosa, e io mi ci sono appassionato proprio tantissimo, anche se il mio mondo di ricerca universitario è il Medioevo, ma proprio questa figura è uno scopo della vita, riuscire a farla conoscere e a rivalutarla. Il primo importante, io mi seguirò il titolo è un regalo che mi viene fatto da Cervignano, perché non era stato concordato, e quindi parliamo di gatti, di zingari e di altre storie. E vi dico che se di gatti e di zingari ho già parlato, tutto quello che dirò a proposito di altre storie è la prima volta che lo dico, e quindi è l'opportunità di Cervignano che mi fa indagare qualcosa di nuovo. Il libro dei gatti, anche se questo è un tema che può piacere, non è importante perché è un libro sui gatti, bellissimo come disegni straordinari, poi con un'edizione curatissima, se la sfogliate, fatta su carta antica, perché è una storia sostanzialmente di bullismo. Nel 1955 questo libro inedito, quando nessuno parlava di bullismo. La prima storia, se volete, a livello internazionale è quella del Signore delle Mosche, cui ci sono dei ragazzini che finiscono su un'isola, e un ragazzo, perché è grosso, viene preso in giro, bullizzato. Anche lei era formosa, no? Anche i nipoti la chiamavano la ziotta. E se vai alla prossima, in qualche modo c'era un'identificazione, la B, con i gatti, però con dei gatti paciosi, insomma. Quindi questo senso di diversità un po' l'ha provato anche su se stessa. Ed ecco allora che scrive questa storia di gatti, di Grigri, se vuoi che mostriamo la C, la copertina. Ecco, questa è la copertina del libro, dell'album. Lei fa un album degli abbozzi, poi fa un album definitivo e dipinge tutte le figure e scrive anche questa storia, per cui ci sono le didascalie a sinistra e i disegni a destra. E se voi vedete delle opere di Maria Lupieri, proprio perché è stata una che ha sperimentato tanto a livello di pittura, non è come andate in un museo e dire quello è Picasso, questo è un Rothko, un Pollock, perché forse lì è meno identificativa, ma nei disegni è straordinaria. Cioè, nei disegni uno può dire questa è Maria Lupieri, perché lei ha un tratto molto mosso, come se tutto fosse un po' mosso da una bola, un po' barocco, con tante volute, e quindi i suoi disegni, le chine bianche e nere, sono secondo me l'eccellenza. Ma io non vi parlo di Maria Lupieri, pittrice questa sera, ma di scrittura. Vi dicevo una storia di gatti, quindi se vogliamo partire scorrendo velocemente, vi faccio vedere che cos'è questa storia. Devi entrare in D e dopo fare scorrere le immagini.
questa è la prima, poi bisogna scorrere. Ecco, quindi adesso ci sono 26 tavole in bianco e nero, tutte illustrate, voi vedete qui sull'estremità questo gattino che è diverso, una comunità di gatti neri dove c'è un gattino grigio e quindi per questa sua diversità di colore viene preso in giro, no? Viene in qualche modo emarginato. Vedete che anche nel disegno lui è lontano dagli altri perché nessuno vuole stare con lui. Scorri pure. Questo succede anche a scuola, vai avanti, ecco, e qui fanno tutto un giro tondo, gli crechi, cantano gri 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 gri, e siamo stati bambini tutti, io ricordo, quando ero bambino io, siamo anche cattivi, Ciccio Bomba, cannoniere, fa la cacca nel bicchiere, l'avremmo detto, no? C'è sempre qualcuno da prendere in giro senza renderci conto magari del male che si fa. Avanti, prego, qui vedete lui percepisce che proprio tutti ridono di lui, persino il sole, e quindi prova su di sé il senso della diversità e a quel punto cosa decide? Di andarsene, di andare via e andrà a chiedere aiuto alla trota, che viene considerato un pesce intelligente, riflessivo, quindi torna nel paese, prego, prende un pezzetto di pane, vedete, e esce dal disegno. Va nel fiume e dà queste briciole di pane alla trota, spiegando che vorrebbe conoscere qualcuno che la somigli. E lei dice: guarda, io non conosco nessuno, posso portarti nel centro del bosco, il bosco è un elemento che questa sera ritornerà spesso, lì c'è la civetta e magari puoi chiedere informazioni a lei. Andiamo avanti, no, vai pure avanti. Ecco, vedete, allora la civetta gli dice: sì, arrampicati sull'albero, lui gli racconta il suo problema e gli dice: guarda, io non so chi possa venire e che tu possa incontrare che ti assomigli, ma stasera c'è una festa e vieni, quindi prego, e vedete ci sono i ranocchi, ci sono tutti quanti, vai pure avanti, c'è anche la volpe, ma nessuno ha paura della volpe perché ormai è la stampella, c'è questa grande festa, ma a un certo punto avviene un fatto particolare. Pronto? Sì. Avviene un fatto particolare, prego vai avanti, e arriva l'aquila ad Unca. Tutti scappano, Grigri non ha mai visto un'aquila e quindi viene ghermito dall'aquila, portato via. L'aquila vuole portarlo in cibo ai suoi aquilotti, ma siccome c'è sempre uno, ricordiamoci, più cattivo del cattivo, cosa succede? Che quando l'aquila arriva al nido, una pantera ha rapito gli aquilotti e quindi l'aquila molla Grigri, che essendo un gatto sa cadere, finisce nel bosco ed è solo e va a cercare aiuto perché ormai non è neanche in grado di tornare indietro e quindi arriva nella casa del guardiacaccia, del guardiaboschi, dove lui è contento perché trova un suo simile, un gatto, il gatto putiferio. Invece, cosa peggiore che può capitarvi quando un vostro simile vi discrimina, no? Quindi questo gatto non vuole saperne di questo giramondo, questo vagabondo, chi è questo qui, da dove viene, insomma, e quindi lo caccia. E il nostro povero Grigri si trova solo nel bosco. Ma qui succede, perché le storie hanno anche un happy end, che arriva una gattina nera. E questa gattina nera gli chiede: scusa, ma perché tu sei andato via? Io non ti ho mai preso in giro. E lui gli dice: ma io ero diverso dagli altri. Allora questa gattina gli risponde: ma tu mi piacevi proprio perché eri diverso dagli altri. Allora lui si sente felice, finalmente, e fanno tutta la strada a ritroso, prego, riprendono, quindi tornano al fiume, la carpa di nuovo li porta al villaggio e a questo punto lui, tra tutti gli altri gatti, è diventato un supereroe, perché ha fatto un viaggio, il viaggio è un arricchimento, ha conosciuto tante cose e quindi tutti vogliono sentire la storia di Grigri. E quindi decidono, lui racconta, di fare una grande festa, sono gatti pescatori, prego, quindi fanno una grande pescata, poi fanno un barbecue e poi vanno tutti felici e contenti a dormire mentre le mucche fanno rom 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 rom.
Ecco, questa è una storia apparentemente molto godibile, molto semplice, ma c'è un significato profondo, insomma, nel raccontarla. È una storia, quindi, come vi ho detto, sostanzialmente di diversità. E adesso voglio raccontarvi, sempre di Maria Lupieri, un'altra storia di diversità. Questo piccolo volume molto importante, Gli zingari a Kreple. Intanto specifico che quando lei scrive zingari non era discriminatorio, si usava zingaro, oggi bisognerebbe dire o Sinti o Rom, ovviamente. Del resto, se pensate, gli zingari non erano neanche figure discriminate. Ma se pensate bene, il Festival di Sanremo è vinto 2 volte con una canzone che parla di zingari. Zingara, prendi questa mano zingara, oh no, il mio cuore è uno zingaro, insomma. Quindi, no. Poi invece negli anni '80, con un'atmosfera politica ben particolare, si discrimina tutto quello che è diverso, quindi chi viene da lontano e quindi anche gli zingari. E lei racconta in questo bellissimo racconto che fa parte di racconti del Carso e dell'Istria e di Trieste, tanto che lei chiama questa raccolta di racconti inedita, questo è l'unico racconto che è stato pubblicato, Capre e Gabbiani, perché forse la caratteristica di queste nostre terre è che un animale così tipico della terraferma come la capra incontra invece il gabbiano che è rappresentante del mare. Lei è una bambina, nata come ho detto, nel 1901, quando aveva 3-4 anni andava in vacanza, pensate, si faceva così, io per esempio sono andato in vacanza a Pulfero, oggi sembra ridicolo pensare che uno vada in vacanza a Pulfero, però vabbè, quella volta quindi neanche Trieste ma Kreple. Kreple oggi è un posto famoso per il terrano, subito dopo il confine di Monrupino, e c'erano anche qui dei boschi. Ma quale era l'evento all'inizio del Novecento? Quando arrivavano la compagnia degli zingari girovani, che per i bambini era una vera festa. Come è nato questo lavoro? Da un progetto delle scuole di pace che si occupavano di sensibilizzare i ragazzi, gli studenti su certi argomenti difficili. E qui c'è stato un liceo, il Liceo Copernico di Prato, dove c'è un'importante comunità di Sinti, l'ho conosciuto, avvocati, medici, stilisti, che quindi hanno tutto l'interesse a far capire qual è la realtà di questo mondo. E insieme, questo è stato fatto all'Istituto Daronco di Gevona, ed era l'unico istituto del nord che ha partecipato, insieme poi a altri istituti del sud, è stato fatto questo incontro, questo discorso sul tema appunto degli zingari. Io ho proposto questo racconto di Maria Lupieri e insieme a delle mie allieve, una è anche presente qui questa sera, nipote dell'editore e dei ragazzi, è stato illustrato. Quindi quello che vedete qui non sono disegni di Maria Lupieri, questo è di un artista friulano alla copertina, e poi adesso se scorriamo vi spiego cos'è questa storia. È la storia di una bambina, e cioè di Maria piccola, in vacanza. No, questo no, bisogna andare sul... Ecco, sì, da qui, va bene. È una storia di una ragazzina, appunto Maria bambina, che va da queste zie in vacanza e dove c'è un amichetto, Mario, molto dispettoso. E qui per esempio vedete, sono disegni semplici, ma questa semplicità nel disegno sarà molto importante e quindi rispettosa dello spirito di Maria Lupieri per quello che vi dirò. Questo bambino, Mario, molto dispettoso, aspetta che la zia passi sotto l'albero per versare l'acqua in testa, quindi quelle cose che si fanno in vacanza, prego scorrete avanti. E adesso qui arrivano gli zingari con i loro splendidi capannoni, con i loro colori. Ogni allieva ha scelto il motivo che le ispirava di più, c'è stata molta libertà in questo, nel seguire però
il racconto. Prego. Qui sempre questo tema dei carri, i costumi bellissimi, vedete, insomma, la zingara, quindi i balli degli zingari. Questi sono tutti disegni di ragazzi e ragazze, giovani adulti. Qui l'orso ha avuto molto successo, è stato penso dipinto 3 volte, perché ovviamente l'orso che balla deve essere per dei bambini una cosa incredibile, quindi lei racconta questa storia appunto dell'orso. Prego, è un altro modo di vedere, di interpretare l'orso. Ancora vedete la zingara che balla con l'orso, le zingare poi andavano per tutte le famiglie del paese, tenevano a battesimo i bambini, diventava praticamente quasi un aspetto familiare. Ecco. Questo anche è molto bello, così l'idea quasi come fosse un circo, no? Un sogno praticamente tutto questo, questa vacanza estiva a Crepre. Un mondo ideale. Crepre non è molto distante da San Daniele del Carso, dove è ambientato un bellissimo romanzo, Gelsi di Fabiani. Pensate che questo è un mondo, che poi è il mondo anche del mio Carso, di Zlataper, un mondo destinato a finire dopo la Prima Guerra Mondiale, perché questo mondo multiculturale dove conviveva una comunità slovena, italiana e tedesca finisce con la Prima Guerra Mondiale e con il fascismo che impone praticamente una lingua unica e quindi tante di queste tradizioni vanno perse. Qui ancora vedete delle immagini, ognuno ha dipinto questo tema secondo la propria sensibilità, finché questi zingari partono, perché sono dei girolami, non gli zingari. Soltanto succede un episodio particolare. Maria, cioè la bambina, attratta dal bosco, aveva visto un capriolo e un giorno vede sul limitare del bosco questo capriolo e cerca di avvicinarsi sotto vento con un mazzetto d'erba. Ma cosa succede? Che l'amichetto di giochi, Mario, pestifero, quello che buttava l'acqua sulla testa delle zie, fa un gran baccano e fa quindi fuggire il capriolo. E Maria, indispettita, prende un sasso e glielo tira a Mario. E questo sasso colpisce in testa e Mario cade per terra con un bernoccolo del sangue. E lei pensa che l'ho ammazzato sto bambino e quindi non posso tornare a casa. E quindi si nasconde su un carrozzone delle zingare e pensa che andrà a fare anche lei la zingara in giro per il mondo e quindi fugge. Quando i familiari si rendono conto insomma di questo evento, tutto il paese corre dietro, lei viene ripresa, ritorna quindi diciamo nel paese, tutti le fanno festa, ma soprattutto questo amichetto Mario resta proprio stupito del coraggio di questa bambina. Io poi questo Mario l'ho ritrovato, in questo libro c'è tutta la storia, Mario Butovac, lui morirà alla fine della Prima Guerra Mondiale perché si unisce ad Annunzio quando c'è la Repubblica di Fiume, e quindi così con un sogno irredentista. E andando in una fototeca ho trovato questa foto di Mario Butovac proprio su un albero e non farà poi una fine gloriosa, vero? Perché si ammalerà di broncopolmonite nella polveriera e nel 19. Non sarà l'unico, tra l'altro. Pensavo fosse stato lapidato. No, ecco, qui no, abbiamo fatto un primo percorso nella diversità, adesso affronteremo le altre storie, ma forse è bello che facciamo un momentino di break tra queste e le prossime storie. Ok, grazie. Volevo fare qualche considerazione. Già questa donna, io mi sono già innamorata di lei per vari motivi. Una persona che vuole vivere d'arte, qualsiasi persona che vuole vivere d'arte finisce per essere una mia ispirazione personale, penso di tanti altri. Trovo delle piacevoli somiglianze con alcuni molto probabilmente con alcune mie tappe del mio percorso di vita. Anch'io ho frequentato il liceo Uccellis come Dalpieri e non
posso dire che mi piacciono i gatti, preferisco i cani, però ci siamo, almeno c'è un riferimento alla natura e mi piace molto la storia degli zingari, mi ricorda tanto una delle mie canzoni preferite di Fabrizio De André, che è Sally. Sappi che questa cosa dei gatti la dico a matita. Mi piace solo la matita, la gattina di Vieri, perdono. Io volevo suonare questa canzone allora che parla di vagabondi effettivamente, quindi spero di restare in tema. Nato dalla cenere, cresciuto dentro il fango di un cortile cieco senza nome, senza rango, fresco di prigione mi guadagno pane e marcio, con le braccia stanche, le ossa consumate dal gelo, figlio segreto di una cortigiana stanca, di un fabbro sfortunato morto di una coltellata, male dopo male mi guadagno l'essenziale per campare. Io non ho niente da darti, io non ho niente da dare a te, canta per le strade dolce silenzio, canta vagabondo mi ritrovo presso te, io non ho niente da darti, forse solo un bacio perché bravo di amarti. A rinnegarmi a te, uccidere il mio vecchio volto e cogliere le vesti dell'uomo ricco e colto. Ma sono nato in strada, è qui che voglio stare, perenne vagabondo, non conosco che la pioggia sul mio volto. E io non ho niente da darti, io non ho niente da dare a te, canta per le strade dolce silenzio, canta vagabondo mi ritrovo presso te, io non ho niente da darti, forse solo un bacio perché bramo di amarti. Sei folle vagabondo di vita delle premure, di questo fiore bianco che ti porge le sue cure. Non perdere la barca che ti porterà in salvo da un mare tormentato a un mare con un vento più calmo. Ma io non ho niente da darti, io non ho niente da dare a te, canta per le strade dolce silenzio, canta vagabondo mi ritrovo presso te, io non ho niente da darti, forse solo un bacio perché bravo di amarti. Ebbene cosa scegli quieto vagabondo? Accetti questo fiore o ritorni al basso fondo? Ricorda che il buon Dio offre un calice soltanto, rifiuta questo vino, per sempre sarai preso da rimpianto. Ma io non ho niente da darti, io non ho niente da dare a te, canta per le strade dolce silenzio, canta vagabondo mi ritrovo presso te, io non ho niente da darti, forse solo un bacio perché bravo di amarti. È andato? No, vabbè. Allora, le altre storie, quali sono le altre storie di cui parlare?
Intanto c'è un'attenzione verso l'infanzia. Anche i bambini sono diversi. Noi oggi abbiamo una percezione dell'infanzia completamente diversa, c'è la pubblicità, i bambini sono ovunque, ma tutto questo avviene dopo la seconda guerra mondiale, perché per molto tempo il bambino è stato un adulto in miniatura, non aveva la stessa considerazione. Maria Lupieri sviluppa una forte attenzione verso i bambini, anche perché, essendo lei una donna sola, dopo la seconda guerra mondiale improvvisamente si ritrova con 4 nipoti, 3 maschi e appunto Fulvia, tra l'altro oggi era il suo compleanno, mi spiace che non possa essere qua. E quindi questo la fa proprio studiare il mondo e il disegno dell'infanzia. E io vi ho portato qui un articolo che lei pubblicherà su una rivista femminile delle donne antifasciste che esce nel secondo dopoguerra, e scrive questo articolo intitolato Come si esprimono i bimbi quando disegnano. Leggo l'inizio. Prima di imparare a conoscere le lettere dell'alfabeto, i bambini tentano di esprimersi con immagini. È un istinto comune a tutti, sarebbe fonte inesausta di osservazioni preziose per i genitori, essendo quei disegni un'espressione genuina, perciò rilevatori di tendenze e carattere, ma in generale nessuno vi bada, o tutt'al più destano curiosità, una divertita curiosità. Inoltre, i disegni dei bambini non sono mai brutti, poiché il mondo è visto dai bimbi con sincerità essenziale e naturale fantasia. E c'è un'altra frase più avanti, se ritrovo, dai bimbi il mondo è sempre visto come una splendida fiaba. Sono gli adulti, questi bambini cresciuti per lo più male, che si riservano il compito di offuscare questa visione magica, che nel bimbo è pura e distintiva. Quindi questo mondo che lei poi va a dipingere, come nel libro dei gatti, in altre storie, nasce proprio da uno studio, da un'osservazione. E in questo articolo lei inserisce 3 disegni, di cui uno del nipotino Brunetto è uno della bambina di 3 anni di un suo amico pittore importante a Venezia, Pinzinato. E nello stesso anno, nel 1948, lei fa il secondo viaggio a Praga e fa sul giornale di Trieste, che aveva come direttore Cergoli, un articolo, Giocattoli e marionette a Praga, diavoletti, sireni, geni, mossi dal filo, combattono l'oppressore. Per il centenario di Matese Kopeschi, che era praticamente uno che aveva ritagliato delle figurine alla fine del Settecento, aveva reintrodotto il boemo che invece era stato soppiantato dal prussiano, e per 8 generazioni questa famiglia creerà poi tutto fino ad arrivare al famoso Teatro delle Ombre di Praga, questa attenzione verso i bambini e verso anche il giocattolo. E la Lupieri fa proprio questo mondo e quindi scrive ancora delle fiabe che chiama fiabe barbariche. Barbaro perché è l'altro, è quello che noi non conosciamo. I greci chiamavano barbari, no, gli altri. Anche per esempio in linguistica un barbarismo è una parola straniera inserita all'interno dell'italiano. E quindi anche qui ritroviamo questo ritorno, questa attenzione per la diversità. Una fiaba, la prima, a me piacerebbe che questo libro avesse un gemello con le stesse persone che hanno partecipato all'illustrazione di questo libro, dedicato proprio a queste fiabe barbariche, di cui parlo per la prima volta. Il primo racconto è, volevo farvi vedere una foto però, questa è molto bella, non l'ho mai mostrata, è la prima di quel pacchetto, si fa rivedere la prima, no, è quel pacchetto, no, più giù, dopo, sì. Ecco, questa è Maria Lupieri con una
bambina, che è la figlia di Oreste del Buono, che è stato un grosso editorialista degli anni 50 e 60 a Milano, ed è stato anche il primo ad aver scritto, insieme alla Figanò, un libro sulla Resistenza. E questa è una bambina, qui siamo a Cremona, ed è abbastanza insignificativo perché c'è lei, Maria Lupieri, una bambina, c'è il leone e il leone schiaccia il drago, no? Quindi c'è anche questa lotta tra il bene e il male che si ritrova in tante fiabe non favole, perché le favole sono quelle degli apologhi, no? Di Esopo, sono più piccole, sono una cosa diversa. Allora lei scrive qui la fiaba di un cerbiatto, ancora una volta, di un bosco e di un personaggio che questa volta raggiunge il cerbiatto e va nel bosco. Quindi una storia che in qualche modo abbiamo già conosciuto. Ma qual è la differenza? Che il protagonista non è una bambina, ma un bambino. Perché in realtà per Maria Lupieri il genere non è importante. Non è importante il genere. La sua idea era quella junghiana, dell'uno, unico, no? Non è il genere che fa la storia, è l'ambiente, è chi incontri, è dove si svolge la storia, ma che il protagonista sia un bambino o una bambina non fa nessuna differenza. Anche questo è un aspetto di diversità che lei ci propone. E quindi questo bambino viene attratto nel bosco dove incontra mille meraviglie, no? Il mondo delle farfalle coloratissime, le rane, però questo che è questo suo apparente amico, poi amico non è così tanto, perché viene notte, questo bambino ha paura, è solo, e anche questo cerbiatto comincia a canzonare il bambino. Quindi l'insegnamento è che a volte non possiamo fidarci neanche completamente degli amici, perché sono tutte storie che hanno un inciampo, questi, e noi dobbiamo imparare da soli a misurarci con l'inciampo e andare oltre. Ci sono anche delle illustrazioni, ecco, no? Qui il bambino, insomma, in questo mondo fantastico di animali, anche l'altra che c'era, ecco, vedete, è sempre un mondo molto magico, dipinto, di grande fantasia. Poi il bambino, anche qui i contadini alla fine lo ritroveranno e lui si ritroverà nel suo letto, e però a questo punto anche nel letto si chiederà: sì, ma tutte le bellissime farfalle che ho visto, dove sono finite? Questa è una di queste fiabe barbariche. L'altra è una fiaba molto, se volete, più sapienziale, ma molto moderna, ecologista. È una fiaba che racconta la storia di un magnifico lago protetto da cigni neri, e tutto attorno c'è come una pineta, e attorno a questa pineta ci sono delle piante spinose e velenosissime, perché al centro di questo lago c'è qualcosa di magico e tutti vogliono raggiungere chissà quale tesoro, cioè depredare la natura, no? L'interesse è solo quello, e però ci sono uccelli, rapaci che cercano di penetrare questa barriera impenetrabile, uomini, ma tutti vengono sconfitti da questi arbusti che sono delle armi taglientissime, no? Perché non è quello il modo per avvicinarsi alla natura. Cosa c'è al centro di quel lago? Un occhio con le ciglia, un simbolo surrealista del cinema, Magritte. E soltanto chi si avvicina alla natura con uno spirito non di depredarla, ma di volerla capire, può raggiungere i segreti dell'occhio. E anche questa è una fiaba bellissima. Se pensate, del 48 è finita da poco la guerra, c'è una situazione di guerra fredda, c'è una sensazione di assalto, e lei invece ci propone in qualche modo un percorso, no? Un percorso per andare oltre, per capire l'altro. Ecco quindi queste fiabe perché barbariche, perché diverse. Poi abbozza un'altra storia, questa qua che vedete è quasi una silent story. Sapete che oggi vanno tantissimo queste storie dove non ci sono parole, ma solo disegni. E qui, in collaborazione con una sua amica, anche questa dimenticata,
da Nera Fuzzi, illustra un libro che è la storia di una bambina, Mariangela, in cui si può ritrovare la Maria Lupieri, perché in questo disegno voi vedete una bambina che è attratta da uno strano fiore, ma questo non è un fiore, è un carciofo. Il carciofo, anche per Maria Lupieri, che lo dipinge in più di qualche quadro, ha qualcosa di magico. Lei faceva anche un rito, lo faceva fare anche agli amici, i carciofi. E quindi poi questa bambina finisce in un bosco e incontra quello che non si capisce bene se è un albero oppure un drago. E come finirà questa storia? Sarà il lettore che deciderà come farla finire. Ovviamente finirà bene, perché le fiabe finiscono sempre bene. Ma questo è un altro grande aspetto della fantasia di Mario Lupieri. Ne ho messo un altro, questi sono solo degli abbozzi, per esempio. Ecco, è la storia di un coniglietto che non vuole prendere la medicina. Andiamo avanti, c'è ancora, vedete, sono soltanto degli schizzi, no? E però lei evidentemente nei suoi momenti di pausa inventava delle storie proprio pensando di poter raccontare delle storie ai bambini. Poi queste per esempio non le ha realizzate, però è interessante questo suo spirito proprio di osservare. Osserva quando va in giro le opere d'arte e poi non copia mai, ma fa suo, rielabora. E quindi anche questo osservare in qualche modo l'infanzia e i disegni di bambini per mettersi lei con la sua arte al servizio dei bambini. Io sono molto contento di avervi presentato questa figura anche in maniera sintetica, perché poi i suoi quadri sono bellissimi, sono esposti sia a Trieste che a Venezia, però, torno a ripetere, una donna sostanzialmente dimenticata, perché è difficile per una donna artista farsi ricordare e riuscire in qualche modo a far conoscere la sua opera letteraria. Lei ha scritto un libro stupendo sui sogni, raccoglieva i sogni, li raccontava e poi li illustrava. Questo libro di sogni è anche inedito. E poi ha illustrato tantissimo i tarocchi, ha scritto delle storie mettendo i tarocchi come protagonisti. Perché? Perché questi tarocchi piacevano, li vendeva. E qui, per esempio, Camilla Cederna ne scrive un bellissimo articolo sull'Europeo, proprio su questi tarocchi, che sembrano quasi delle carte magiche da 1001 notte. Anche questo era un espediente, in qualche modo, per sopravvivere. Spero di avervi dato così un'idea, di avervi incuriosito su questa figura, di cui 10 anni fa, se digitavate in internet, non c'era quasi niente. Adesso sono dei dai e dai, un po' per queste iniziative, per questi incontri, per la sensibilità dell'editore. 2 libri ci sono, li potete trovare, qualcosa c'è, insomma. Speriamo di continuare questo percorso e grazie veramente per la vostra attenzione e spero che tu poi ci regali ancora con la tua sensibilità una musica proprio per finire. Finiamo in musica. Magari ieri vuole fare una domanda. Sì, anche gli altri se vogliono. Sì, volentieri. Io prima delle domande volevo fare 2 cose. Allora, una, ci ha raggiunto l'assessore più schivo dell'universo. Noi a Cervignano abbiamo questo record, abbiamo un assessore timido, che sembra una contraddizione in termini, ma tant'è e noi le vogliamo bene anche per questo. Ci ha raggiunti Alessia Zambon, che è assessore alla cultura, e che visto che si tratta di una donna di questa levatura, eppure staffetta partigiana, che io so che come Alessia sente partigiano le parte come lei, no, magari ci saluti, ci dici qualcosa. No, fra una settimana lo stesso. Siamo in 2, grazie. Tra l'altro lei è sempre impegnatissima, in questo periodo un po' di più perché abbiamo delle scadenze elettorali. Scusate davvero il ritardo, ma posso dirlo, non che eravamo alla presentazione della vostra lista elettorale. Va bene, ma non dire il nome perché sennò si tocca dire tutte le altre, che sono una decina. Perché sono schiva, ma poi combino dei pasticci. No, aspetta un attimo, livelli il microfono perché sennò non si sa. Sì, meglio. Volevo dirvi innanzitutto grazie, ma che serata piena
piena di grazia, sto per dire una parola orribile, però piena di modernità, una figura veramente intensissima. La nostra biblioteca l'ha definita in questi giorni, promuovendo l'evento di questa sera, un'amica dei bambini. Mi pare una definizione proprio perfetta, che le calza in modo rispettoso. Una serata piena di grazia, che poi da una lettrice volontaria della biblioteca stavo per commuovermi. Io vi ringrazio davvero perché torniamo di rado alle storie e alle fiabe, per cui un percorso davvero, davvero appagante. E lo faccio a dopo perché poi faremo dei saluti amichevoli ed informali. Io saluto perché potrebbe essere l'ultimo attraversamento. No. Non ci pensare. E volevo ringraziare Antonello e Vieri. No, che... vogliamo ringraziare Roberto. Sì, dopo. Noi Sì. molto volentieri. Sì. Io invece volevo innanzitutto ringraziare voi perché siete stati da gennaio in avanti il venerdì in questo luogo veramente dei rabdomanti, cioè avete scovato vene sotterranee, Che a Cervignano non è difficile. piccole risorgive, canali, ma gemme preziose. Sì, con voi, grazie a voi, grazie a questo fiuto, a questo potere che avete, abbiamo scoperto scrittrici, cantanti, storie bellissime, abbiamo fatto viaggi, abbiamo veramente attraversato parole e idee, per cui innanzitutto grazie a voi per questo viaggio e grazie davvero a Roberto. Grazie per l'ospitalità. Veramente Siamo per anche averci ricordato nel Maria, vento, amica dei bambini. perché mi è arrivato l'altro giorno, sono coinvolte varie università, una rivista che esce, c'è anche l'Università di Udine, Favola e Fiaba, quindi vuol dire che c'è un'attenzione anche nelle alte sfere, insomma, verso questo argomento. Eravamo rimasti agli anni di università, a proprio, no? Poi sembra che fosse un po' sparito questo tema, e invece riuscire ad analizzarlo, proporlo. Oggi ci sono, devo dire, dei libri, questi silent stories sono meravigliose, io trovo, ecco. Oggi ci sono dei libri per l'infanzia bellissimi, veramente, insomma. Però bisogna anche saperle raccontare, non basta guardare il pupolo, insomma, ecco. Io invito sempre bambini, ma anche adulti, a frequentare la biblioteca dei bambini e ragazzi della nostra biblioteca civica Zigaina, perché è davvero un tesoretto dentro un tesoro più ampio. Benissimo. Fatelo. Magari se andrà in porto le fiabe barbariche verremo a presentarla alla biblioteca. Con piacere. Adesso vi lascio continuare. Grazie. Emma. Vieri. Intanto Emma e intanto Emma. Ok, allora volevo concludere con una canzone che non so da un po' di tempo che ho scritto quando ero decisamente pischella, come si dice, e quindi magari è un po' naif da certi punti di vista, però sono contenta che lo sia. L'ho scritta quando ho pensato a questa canzone quando tornavo da Cividale, avevo appena accompagnato mio fratello a scuola e ho pensato che quei monti in cui sono successi tanti avvenimenti, tante battaglie, ci sono stati tanti caduti e tante storie, staffette partigiane e quant'altro, ho pensato che volevo scrivere una canzone in onore di questo purpurri di sogni, di storie, di emozioni, di paesaggi incredibili. Si chiama Canto Soprano. Ho immaginato la storia di un soldato, forse partigiano, forse della prima guerra mondiale, non lo so, che parte. E quindi questo è Canto Soprano.
sono i monti e di fuoco il tramonto all'orizzonte amaranto udirai il canto. Belle sulle case con le rose già in fiore al primo chiarore d'addio al mio amore. Ma se ne vanno i pensieri in un canto soprano, io salgo su quel treno che mi porterà lontano. Il tormento che mi assale, la paura di cadere, amor mio, non temere, il mio cuore appartiene verso i colli d'Occidente e i profumi dell'Oriente, in tutt'uno con il vento fare gara con il tempo, 7 mari, 5 terre, con le vele salterò, consacrato al martirio, cavaliere crescerò, e sulle ali di un addio ti saluto, amore mio, accecato d'avventura, mi dirigo all'oblio, mi dirigo senza meta, dove l'uomo si disseta con il sangue dei fratelli sacrificati come agnelli sull'altare del potere. Esultare non potrò delle gioie, degli amori, ma di condanne, di dolori, e se ne vanno i pensieri in un canto soprano. Io salgo su quel treno che mi porterà lontano, il tormento che mi assale, la paura di cadere, amor mio, non temere, il mio cuore appartiene. Mi ritrovo alla sera a sognare il tuo volto, il tuo animo raccolto, i tuoi occhi in ascolto, il ricordo del tuo viso, se di spada sarò ucciso, pure a fonte di conforto ti verrà per il mio corpo. Più che chiedere volevo fare una considerazione semifinale, insomma.
A parte ringraziare Emma e sottolineare il fatto, a parte la sua disponibilità, ma è la sola cantautrice indipendente che non porta i suoi dischi quando fa le serate. Ma non per niente, perché non li ha più, li ha finiti e non li ristampa. Capite che non è facile avere a che fare con soggetti del genere. Però in compenso oggi ha portato il libro di poesie e chi non l'ha acquistato alla presentazione è pregato di farlo oggi. Perché fa un bel affare. Ma riguardo a questo volevo dire una cosa. Qua tu scrivi, citi anche Carlo Cervoli, no? Che parla di Maria Lubieri e la definisce la Gertrude Stein triestina, no? Che non è una definizione da poco, no? Non è una definizione da poco che viene da un personaggio che non è assolutamente da poco a sua volta, e quindi secondo me questo dà l'idea della dimensione della perdita, no? Che si rischia di avere se non si estrae questa personalità del genere dal rischio dell'oblio. E questo lo dobbiamo sicuramente a te, che stai facendo un lavoro encomiabile, ma come tu stesso dicevi lo dobbiamo anche agli editori. Allora, io mi sono, tra l'altro, ve lo dico così per aneddotica, quanto tempo ci abbiamo messo a organizzare questa serata? 1 anno e mezzo? Ho preso il Covid o senza Covid? 2 anni, una cosa esagerata. È stato un percorso lungo e difficoltoso, ma noi ci abbiamo creduto fortemente e non abbiamo mollato l'osso finché non siamo riusciti a farlo. Perché? Perché quando quel soggetto lì che adesso fa finta di niente, sì, proprio tu, il nostro amico Piero mi ha fatto omaggio di questo, no? È stato il mio primo, anche per me ovviamente, il mio primo impatto con questa personalità, e con la casa editrice Olmis, no? Allora, noi abbiamo notevoli contatti con case editrici indipendenti, per così dire. È un brutto momento per la cultura, perché molte case editrici si fanno su così per motivazioni spurie, spesso sbagliate, per prendere i contributi, io conosco un editore che io definisco editore ormonale, perché ha messo su la casa editrice per far contenta la moglie che doveva pubblicare le sue cose. Sono cose tristi. Hai scelto un editore a caso? Ho scelto un editore a caso, cagliamo un velo su questa cosa. E niente, su questa cosa, sulle zingare creple che mi aveva regalato Piero, io sono rimasto colpito per la qualità del progetto e anche per la storia, per tutto come è strutturato questo volume, che però poi è seguito da questo qua di cui abbiamo parlato all'inizio, e questa è un'edizione straordinaria, assolutamente straordinaria. Tu hai parlato della qualità della carta, ma io conosco un signore che di mestiere vende stampe, e se gli dai una cosa del genere la prima cosa che fa, prende il taglierino, taglia tutte le pagine, le incornicia e vende la stampa e ci guadagna 10 volte quello che gli è costato il libro. Sono edizioni veramente strabilianti, per cui io avrei anche pensato, ma bisogna vedere se è d'accordo, di chiedere all'editore se vuol dirci qualcosa su questo progetto. Mi sta guardando in una maniera che vabbè, forse ho capito. Ma noi di orsi ce ne intendiamo, insomma, il nostro animale totem dell'associazione è l'orso. È l'editore più schivo del vostro Messi siamo già in 3 qua. Però io rubo e dico, prima fai tu da no, portavoce. vero quello che hai detto, perché prima mentre eravamo seduti al solito tavolino del bar, io gli ho chiesto come è andato quest'anno e ho detto facciamo un fatturato che è il 30% in meno del 19, pensando a un editore che nel suo territorio è molto conosciuto, c'è una rivista importante che quest'anno fa il trentennale, che si chiama Pense Maravea, Gemona, quindi nel territorio è una persona. Bisogna dire che c'è una storia però di cultura anche alle spalle, perché alle spalle c'è Menocchio,
che era un vecchio progetto, insomma, del Pordenonese, insomma, quindi per me c'è una sensibilità straordinaria, c'è una persona con una sensibilità incredibile. Purtroppo lui con me già sarà dispiaciuto che l'abbiamo nominato troppo, però sì, vanno sostenute queste cose, vanno fatte conoscere, perché poi il problema di queste case editrici è la distribuzione. Cioè io ho avuto a Trieste questo libro in vetrina a Feltrinelli, perché il direttore della Feltrinelli ha la sua compagna che è innamorata di gatti, lui ha capito che è un libro bellissimo, quindi per Natale aveva messo questo libro in vetrina, ma in genere Feltrinelli chiede il 70% del prezzo di copertina per sé, e uno per mettere in vetrina un libro alla Feltrinelli paga in genere. Quindi voi capite che questi libri qui o esiste un passaparola, un'opportunità, perché anche Amazon, o tu hai un sito per cui ci sono questi algoritmi che lo fai completamente salire perché cambi qualcosa e allora lui ti riprende, ti butti in alto, se no è segnalato appena esce e poi precipita, insomma. Quindi ci sono delle strategie anche a livello editoriale da seguire. Per cui sì, alle volte anche molto particolari, perché Amazon addirittura il nostro libro ci manda delle mail per comprarcelo. Dice poi potreste essere interessati al vostro libro. Sì. Sono degli algoritmi un po' particolari. Ti è arrivata anche a te la mail? Sì, che tra l'altro si sbaglia, No, per cui se siamo in pochi stasera, ma se fate conoscere, no, per passaparola, c'è sempre poi un'occasione per regalare. Stiamo registrando, quindi questo tra una settimana è su internet. Va bene, e quindi specificatamente su YouTube. Noi nel nostro piccolo... è un omaggio a Maria Lupieri soprattutto, a una grandissima donna, veramente. Ecco sì, Gertrude Stein, hai fatto bene a ricordarla. Poi è un ricordo molto personale mio, io ho studiato a Parigi e a un certo punto volevo vedere questa casa straordinaria dove andavano tutti, Picasso, Hemingway, tutto. E sono andato in questa via e c'è una targhetta, ma ovviamente c'era un portone, era chiuso, e una signora è uscita. Qui non è vero che dico sempre che i parigini sono antipatici, non è vero. E lei ha capito perché ero là. E lei mi ha detto: entri nel giardino, c'è un giardino meraviglioso. Le 3 finestre in fondo al giardino erano la casa di Gertrude Stein, e quindi io sono entrato, fotografato. E lui dice proprio che Maria Lupieri era la Gertrude Stein di Trieste, la Gertrude Stein dell'Adriatico, la Gertrude Stein del Carso. Quindi certo che personaggio straordinario, riconosceva a Maria Lupieri, e tutti quelli che l'hanno conosciuta dicono che fosse una donna intelligente, di cuore, modesta. E lei proprio ho letto oggi della Nera Fuzzi, che fa anche un necrologio, diceva sempre agli amici: guardate, io spero, mi piacerebbe tanto un giorno di essere qualcuno, non per me, ma voi che mi avete comprato i miei quadri quando ero in difficoltà, no, non essendo nessuno per darmi un aiuto, mi piacerebbe, se io fossi famoso, che quello che voi avete acquistato potesse avere un valore, insomma, anche economico per voi. È una figura di cui proprio ci si innamora conoscendola, proprio per questa sua modestia, per questa sua ricchezza. E la prova, e torno a ripetere, Nuccia Sava, donna difficilissima, giustificabile perché il padre è uno dei più grandi poeti, ma un piombo assoluto. Una donna, lei a Trieste si dice una taglia tabardi, cioè una che trovava da ridire su tutto e su tutti, e invece con Maria Lupieri ha avuto proprio questo rapporto da sorella proprio, insomma, perché Maria Lupieri non era una donna invadente, era una donna soprattutto che sapeva ascoltare e osservare, e da ciò deriva la sua arte sostanzialmente. E quindi grazie per l'attenzione che abbiamo potuto darle. Leggevo della Lupieri che oltre a interessarsi di magia, scienza comunque, simbolismo, no? Poi si è buttata sui tarocchi. C'è un motivo particolare per cui lei poi è arrivata anche ai tarocchi, ma non è la prima naturalmente che l'ha fatto, non sarà neanche l'ultima, personaggi sono importanti, artisti che l'hanno fatto prima di lei,
Ma per lei per quale motivo? Sempre legato al surrealismo, perché lei ha copiato, perché non poteva comprarsi un libro di André Breton, l'ha tutto copiato, quindi già il surrealismo dà attenzione a queste carte magiche. Lei fa sempre una magia a fin di bene per aiutare gli amici, tanto che c'è una lettera terribile, io l'ho pubblicata, di Saba. Lei scrive nel 1955 una lettera a Saba perché vuole andare a trovare la moglie di Saba che non stava tanto bene. E lui le scrive: ma guardi signora, le dico sinceramente, lei è una delle persone più intelligenti che abbia incontrato in vita mia, ma preferirei che non venisse perché porta sfiga praticamente. Questo lo dicono gli altri, non perché io penso, magari a me ha portato, perché ogni volta che l'ho incontrata mi è successo qualcosa, insomma. Però se lei volesse, mi dicono che lei ha fatto degli spilloni per fare su un bambolotto per far morire Hitler. Però se lei facesse un bambolotto con me e facesse degli spilloni su di me per farmi morire, le sarei infinitamente grato. Questo è l'ambiente. Poi invece, cosa è successo poi? Che la figlia viene a sapere di questa lettera, succede un ambaradam, quindi si scusano tutto quanto, e Maria Lupieri, in realtà molto amata anche da Saba e dalla moglie, va a trovare Lina, no? Lina era la moglie, di Nuccia era la figlia. Quindi lei ama questa magia, insomma, era una donna laica, quindi anche questo, anche il fatto, no, della guerra, della tragedia della guerra, di vedere morire tanta gente, la porta a pensare che il mondo magico possa dare una risposta benevole alle angosce della vita. Quindi non è mai magia nera, è magia bianca. E poi è un intrattenimento, faceva questi tarocchi con gli amici, ma soprattutto poi diventa una forma di sussistenza, perché questi tarocchi molto belli, ha fatto più mazzi, e questi venivano acquistati, non so, anche la villa della Gruber Benco, c'erano esposti, tante persone note, c'è anche al museo di Gorizia, c'è una raccolta dei suoi tarocchi, avevano successo, e quindi era un modo per guadagnare sostanzialmente anche questo di dipingere i tarocchi. Parlavi di Rinuccia, leggo quello che ha scritto Rinuccia su avevo intuito la sua qualità più profonda, più rara, più affascinante, quella vitalità che faceva diventare oro tutto quello che guardava, che trasformava i piccoli avvenimenti quotidiani, le semplici cose, in miracoli inventati da lei e che felice ci raccontava facendoci partecipe delle sue scoperte, brillando tutta, adornando la sua e la nostra vita. Questo era quello che ha scritto Rinuccia Saba sul Rupiere. Insomma, io penso che parole più belle non possano essere mai scritte. Ecco, anche Linuccia è una donna che a pelle al primo momento sembra antipatica, e poi invece, mentre diciamo Maria Lupieri ci si innamora subito, no? È un personaggio proprio una simpatia epidermica. Linuccia è stata anche per me una conquista, però già il fatto che un'amica scelga, no, di chiamare a casa sua un'amica sapendo che dovrà morire, farla morire in casa sua, vi dice la generosità di questa donna. Anche Linuccia è una donna straordinaria, secondo me, insomma. Una poi che ha avuto il peso tutta la vita di essere la figlia di Saba, no? L'amica di Carlo Levi. Ho detto adesso della compagna di Damiano dei Maneskin, che ha detto: no, sono stufa di essere la di Damiano, anch'io un nome, un cognome, e quindi rivendicare un ruolo come donne, no? Non è facile, specie quando si sta vicino a uno che è più famoso magari, no? E quindi Linuccia ha avuto questo problema, tanto che quando lei ha scritto delle bellissime ricette, scriveva su un giornale femminile delle ricette, e si firmava con uno pseudonimo, proprio perché le sembrava troppo firmarsi come Saba col nome del padre. E sono figure femminili, secondo me, molto belle, vissute nell'ombra, a volte dimenticate. Indicativa a Trieste l'altra grande donna, Anita Pittoni, che ha tutto fin tanto che c'è Stuparic vicino e paga, e poi invece lei finisce a morire nell'ospedale dei poveri senza sostanze. E per esempio
anche rinuncia, e dico questo a livello aneddotico. Lei non fa mai pubblicare Ernesto, no? Perché non vuole che ci siano delle ambiguità sulla storia dell'omosessualità del padre. Lo pubblica nel 75, lo fa pubblicare dei Einaudi. Perché? Perché Carlo Levi muore nel 75, nel gennaio, e quindi Carlo Levi per lei era la banca. Lei ha una casa magnifica vicino a Piazza di Spagna, e quindi queste donne, quando poi quest'uomo che sta vicino non c'è più, questo Pigmalione, vanno nel panico. Pensate invece a una donna come Maria Lupieri, che non ha avuto nessun Pigmalione vicino, che ha dovuto gestire la sua vita con queste anche difficoltà economiche, cosa voleva dire, no? E con Fulvia siamo andati a trovare una compagna di corso di Maria Lupieri, che è Argentina Cern, altra grande donna interessante. Anche questa farà poi l'istituto maschile, e la nipote, oggi 90enne ma ancora viva, una signora che fino a 10 anni fa, 80 anni, conduceva gli aerei, quindi molto dinamica, proprio una donna sprint. Mi ricordo che ha detto che la nipote diceva che per essere artiste in quegli anni bisognava portare i pantaloni. Se tu non portavi i pantaloni non riuscivi a sopravvivere, insomma, in un mondo che era prevalentemente maschile. Ecco. No? No, perché mi ha obbligato lui a chiedere, se no io non te l'avrei mai chiesto. Ti piace? A lei è meno adesso perché è stata colpa di ma non si perde. Sento pensieri che sfuggono accanto, parole di seta che creano incanto. Sento parlare le voci infinite, un frutto risveglia speranza soffitta. Distante la notte allevia i lamenti, nell'aspro velato fiorire dei venti. Ricorda la via, i seguaci del mare, perduti da tempo nella voglia di andare. Si nutre la volta di nubi ancestrali, la sfera stellata sprofonda nei mari. Io canto a lei che dona il mattino, romantica musa del credo divino. Oh, notte dorata, carezza i miei sensi e bacia i miei atti piegati e dolenti. Le voci, le grida dei ciechi padroni echeggiano intense creando illusioni. Guardia prigionieri, le catene son forti, le esequie del mondo si espletano oggi, risorgono i morti e son pronti a danzare sulle sorti dell'uomo che non sa cambiare. Cavatemi gli occhi, derubate il mio onore, la via del destino, le mie ultime ore, ma non trangugiate le mie sacre parole, son spettri che cantano senza rancore. In lotta con Dio da sempre rigetto, legatemi al palo dei venti maestro, la voce d'incanto io voglio ascoltare, non avrete il mio animo padroni dell'Ade. Che venga la fine, che
che porta all'inizio di antichi sciamani mi prenda il supplizio. Io credo allo sforzo che pare precario e non parlo la lingua che nega il calvario. Riportami il sangue, riportami il nome, la vista degli occhi che cercano il dolore. Rispetto alla vita non so cosa fare, intridi il mio corpo nella brama di amare. Devo tornare nella tana con l'assessora. È già stato troppo stare fuori alla luce del sole, anche con l'editore. Grazie Vieri, grazie a tutti quanti, come sempre Antonello mi invitano sempre a loro rischio e pericolo. Anche a tuo rischio e pericolo. Bene, io ritiro via perché sennò non si vede. Io vi ringrazio per essere stati con noi, spero che sia stato interessante per voi. Per noi lo è stato, 2 anni di passione e speriamo di reinvitarti presto con nuove cose. Quindi ringraziamo Roberto, ringraziamo Emma, ringraziamo chi ci ha ospitato, la Casa della Musica, il Comune di Cervignano, l'assessorato alla cultura. E andiamo a dormire tutti quanti. Il 17 giugno c'è l'ultimo evento di attraversamenti, siamo qua con Forum e siamo qua con gli autostoppisti del Magico Sentiero e poi il 24 al 25 lo sapremo a breve per quanto riguarda il premio Marano. Grazie a tutti.